ogni goccia di pioggia diventa fiume e ogni fiume diventa mare. In questa colata di ghiaie tra Manzano e Trivignano Udinese, il Natisone si perde dopo 60 km di viaggio tra i ciottoli del torrente Torre. I due corsi d'acqua si incontrano qui. Lungo il suo percorso verso nord, il Natisone si circonda di autentiche perle paesaggistiche. Sui vicini colli eocenici di Buttrio, l'incantevole ambiente è incorniciato da estesi vigneti, che sono il frutto di un lungo lavoro di terrazzamento. La campagna è intensamente coltivata e mostra la diffusa presenza dei tipici casali e delle ville nobiliari, che in passato erano il fulcro di tutte le attività agricole dei contadini. Restano ancora oggi luminose radure, campi ben squadrati, le rogge e i filari degli alberi lungo i confini. In questo territorio si conservano ancora piccole oasi di vegetazione arborea, in parte spontanea, che conferiscono all'ambiente un sapore vagamente nordico. Il Natisone, nei pressi dell'abitato di Manzano, esibisce un letto particolarmente ampio in una zona collinare tra le più belle dei colli orientali del Friuli, in cui la vite e il vino, grazie ad un microclima generoso e ai terreni marnosi di natura eocenica, conferiscono ai vitigni un nutrimento ricchissimo di microelementi e sali minerali. Questo si traduce nella grande varietà di sapori e profumi tipici che i vini di questa zona sanno esprimere. I raffinati vini delle colline, siano esse a bacca bianca o rossa, sono il risultato di una sapiente cultura agronomica ed enologica che suggerisce la cura della pianta con adeguati sistemi di potatura e una paziente gestione di tutto il processo che trasferisce l'uva in cantina. Il territorio armonioso del Manzanese offre tra vigneti e boschetti alcuni scorci panoramici che sembrano disegnati e in cui spesso sono incastonate preziose testimonianze del passato. Una delle tante è la millenaria abbazia fortificata di Rosazzo, dalla quale è godibile un panorama vastissimo sulla pianura friulana. A Orsaria si affaccia a strapiombo sulla riva destra del Natisone la parrocchiale di Sant'Ulderico, inconfondibile nei suoi monumentali volumi neogotici, ben visibili anche da lontano. Il paese custodisce antichi edifici rurali di pietra di grande valore storico, risalenti ai secoli XV e XVI. A est la strada esce dall'abitato e si inabissa verso il fiume, che viene attraversato da una passerella careggiabile ai piedi del piccolo borgo di Leproso. Appartato dentro ad un canalone ricco di arbusti e alberi d'alto fusto, il Natisone rallenta qui la sua corsa per diventare più mansueto e per lasciarsi osservare nei suoi dettagli minuti. I ciottoli del fondo sono ricoperti da muschi e alghe, che lasciano intravedere i giochi dell'acqua. La corrente si insinua nelle fenditure e spinge il popolo delle foglie e dei rami galleggianti nei 1000 anfratti che si aprono sull'acqua. Fundus Paternum è la radice del nome di questo piccolo borgo, Paterno, una piccola frazioncina che si affaccia direttamente sul Natisone e che è facilmente riconoscibile per la chiesa dei santi Ilario e Taziano. Un breve sentiero scende sul letto del fiume fino ad una tranquilla ansa, in cui le acque smorzano il loro carattere torrentizio. Il Natisone finisce la sua corsa dentro al torrente Torre, pochi chilometri più a sud. Questo è ciò che vediamo oggi. In realtà pare che durante l'epoca romana, come sostengono storici e geografi, il fiume raggiungesse addirittura Aquileia con le acque dello stesso Torre. Nei secoli passati una serie di pesanti alluvioni datate intorno alla fine del VI secolo sembra aver deviato il corso superficiale del Natisone verso est, mantenendo però l'originale subalveo, ovvero il suo percorso sotterraneo. Questo spiegherebbe il travaso nel Torre durante le piene. In condizione di normale portata, invece, le acque del Natisone si immergerebbero nelle ghiaie, seguendo sottoterra l'antico percorso in direzione del mare. Probabilmente una delle caratteristiche più note di questo fiume è la singolare presenza di enormi massi di frana, talvolta simili a stravaganti opere d'arte,
che si incontrano nella parte più alta del percorso, laddove l'acqua attraversa profonde forre scavate nel corso dei millenni. Anche se la natura è ormai addomesticata in gran parte del territorio, è sempre possibile godere di un momento di intimità con gli alberi, soprattutto in autunno, quando i suoni sono quelli del vento e i colori quelli delle foglie esauste. Il bosco romagno si sviluppa su un'ampia collina a ridosso di Iblis e della celebre zona vitivinicola dei colli orientali del Friuli, a 2 passi dal Natisone. Non è propriamente una foresta naturale, ma le suggestioni che si ricavano dentro a questo silenzioso chiostro vegetale è una vera e propria immersione in sensazioni e atmosfere davvero particolari. Ma questo, per fortuna, nulla toglie alla bellezza dei giganti di legno, alle stradine tappezzate di foglie e ai profumi di muschio e di hummus. Alle spalle di Prepotto, il castello di Albana, proprio al confine con la Slovenia, domina l'ingresso della valle dello Judrio e chiude a est i delicati rilievi dei colli orientali del Friuli, che qui diventano non solo un'interessante opportunità paesaggistica, ma anche un'immensa e straordinaria collezione di vigne e vitigni. I vigneti e il vino sono i grandi protagonisti di queste zone. Durante la primavera e l'estate, l'esuberanza delle foglie e dei tralci crea sui terrazzamenti una trama particolare. Qui a Iblis, sulle rive del Natisone, o meglio, arrivati sulle prime colline, lo schioppettino è di casa. È un rosso di grandissimo carattere, con queste note speziate e uniche nel suo genere, e direi che ormai fa parte di quello che è il nostro patrimonio, la nostra storicità legata a tutte queste zone, diciamo alle parti collinari, perché una volta abbandonato quello che è il greto del fiume Natisone, a qualche chilometro troviamo le prime colline friulane, dove la Ponca la fa da padrone e che secondo me dà questa nota e questa particolarità a questo grande autoctono che assieme al Refosco, assieme al Pignolo, fa parte di quello che sono i 3 rossi autoctoni della nostra zona. I mesi autunnali accendono i colori nelle vigne. È un continuo cambio di tonalità e contrasti. Piovosità e temperature sono il catalizzatore di questa sinfonia cromatica che si immerge nelle tinte degli alberi circostanti e dell'erba ancora verdeggiante. Il campanile del borgo di San Mauro emerge dalle irreali distese di colza e annuncia la vicinanza di Premariaco, un paese indissolubilmente legato al mondo dei campi e del Natisone. Il Natisone qui a Premariaco è sempre stata una grande ricchezza. Premariaco un tempo era famoso per la produzione dell'erba medica. Era quindi un paese agricolo, tutti facevano i contadini. L'alto campanile gotico di Premariaco domina il centro ed è visibile da notevoli distanze. È facilmente riconoscibile, tra l'altro, per il grande angelo che svetta sull'apice della torre. La forra di Premariaco offre un interessante gioiello naturalistico circondato da prati stabili, i cosiddetti magredi, e i tradizionali coltivi che sono particolarmente avari per la cronica mancanza d'acqua che limita le attività agricole. Nel 1947 mi ricordo di aver visto il fiume completamente in secca. Durante la siccità si poteva addirittura camminare sul letto del fiume. Qui il corso del fiume è più aspro e selvaggio e sprofonda in uno spettacolare budello tra alti dirupi di conglomerato, rocce sedimentarie del Quaternario costituite da ghiaie curiosamente cementate, sulle quali si affaccia il piccolo borgo di Firmano. Fiumi e torrenti sono fonte di vita, ma talvolta rappresentano un serio pericolo per le popolazioni che vivono nei territori adiacenti, a causa di piene, alluvioni e straripamenti. La piena più impressionante che io mi ricordo è dell'ottobre 98. L'acqua ha riempito tutta la fora e ha superato addirittura il ponte. In epoca medievale sono state registrate numerose piene che hanno procurato seri danni soprattutto a Cividale e quelle più recenti che hanno interessato la zona di Pulfero e il suo ponte negli anni 50 e 60. Le campagne che costeggiano il Natisone sono state in genere risparmiate dalle esondazioni del passato grazie alla brevità dei fenomeni, alla conformazione geologica del suo letto e alle alte sponde, che sono riuscite per la maggior parte delle volte a contenere i disastri.
Più a nord il fiume si incunea a Cividale, l'antica cittadina in cui si mescolano origini romane, celtiche, longobarde e veneziane. Il Natisone divide l'abitato in due parti, che sono collegate dal celebre Ponte del Diavolo, la cui costruzione di pietra sostituì quello precedente in legno nel XV secolo. Cividale del Friuli, l'antica Forum Miuli, è un punto di attrazione turistica. Il fiume Natisone che conserva la memoria della città di Cividale del Friuli, della sua storia millenaria, una cittadina di origini romane, celtiche e longobarde, dal fascino inalterato. Che cos'è il fiume Natisone per questa città? È un simbolo identitario, insieme al Ponte del Diavolo che lo sovrasta, il ponte che si chiama così per un'antica leggenda che vuole che il diavolo lo costruisca in un'unica notte, in cambio della prima anima di colui che passerà sul ponte. Il Ponte del Diavolo divide la città in due parti ed è proprio il Ponte del Diavolo che congiunge queste due sponde. Dal centro storico ci porta alla prima periferia della città. Cividale del Friuli è stata fondata nel 50 a.C. da Giulio Cesare. Nel 568 Alboino, scendendo dalla Pannonia, ne fa il primo ducato longobardo. Ed è così che nel 2011 Cividale del Friuli viene iscritta nella World Heritage List e diventa patrimonio dell'umanità. La passeggiata sul Natisone è quanto di più bello si possa fare a Cividale del Friuli. Gli angoli romantici dei suoi vicoli evidenziano la ricchezza dei palazzi nobiliari e le facciate elegantemente decorate con abbondante uso della tradizionale pietra piasentina, estratta sulle colline alle spalle della città. Il teatro, le marionette di Podrecca, il Duomo, la casa medievale, il Museo Archeologico Nazionale, il Tempietto Longobardo e l'Ipogeo Celtico sono solo alcuni dei tasselli che compongono la straordinaria immagine di questo centro. Appena dopo Cividale, il corso del fiume risale verso la sorgente nella direzione delle montagne, che in prossimità di San Guarzo e Purgessimo abbozzano dei rilievi tondeggianti sui quali svetta la severa mole del santuario di Castelmonte. Poco più a sud del ponte di San Quirino, il Natisone esibisce un anfiteatro incastonato tra massi ciclopici affogati nel suo letto e alti dirupi di roccia modellati nelle forme più inconsuete. Piccole cavità, grotte, terrazzi, strapiombi e spiaggette sabbiose condividono gli spazi con una interessante comunità di specie erbacee specializzate che si riflettono nelle bellissime trasparenze dell'acqua dai toni turchesi e smeraldini. L'acqua è l'elemento naturale tra i più importanti per la vita. Senza di essa, la condanna a morte per tutti gli esseri viventi sarebbe un fatto ineluttabile. Genera e mantiene la vita, ma è troppo spesso vittima di un atteggiamento umano improntato al consumo irresponsabile e all'indifferenza, che rende la sua conservazione un imperativo senza alternative. La profondità della forra isola il silenzio, lasciando al sommesso gorgoglio dell'acqua la colonna sonora di un concerto esclusivo. A qualche chilometro dal ponte di San Quirino, il fiume svolta decisamente verso settentrione in prossimità di Vernasso e San Pietro al Natisone. Da qui i toponimi diventano bilingui e si aprono nuovi scenari culturali legati alla tradizione slava. Anche in cucina il Natisone e le sue erbe raccontano storie originali. Il fiume Natisone è una miniera preziosa di erbe e fiori. Molte di esse sono commestibili e hanno ispirato molte ricette della zona. Piccole oasi acquatiche come questa restano dunque un monito e uno spunto di riflessione non soltanto per le future generazioni, ma soprattutto per quelle di oggi, su cui ricade gran parte della responsabilità di ciò che la Terra mostra nel suo triste declino. Anche nei mesi più freddi, nonostante l'atmosfera malinconica, il Natisone riserva qualche piccola sorpresa che si traduce in una magica commistione tra il colore tabacco dei rami spogli e quello cristallino di un'acqua trasparente e turchese. Dopo San Pietro, una breve discesa lascia sulla destra la statale e scende sulla spianata che ospita il piccolo borgo di Biarzo, arricchito da numerosi fabbricati che evidenziano il tipico stile architettonico di questa zona.
Non solo i pescatori, ma anche i cormorani sembrano aver individuato nel Natisone un serbatoio di ottime prede che raramente sfuggono alle loro vertiginose picchiate in acqua. Vanno dentro nell'acqua, sai, e quelle bestie mangiano solo il pesce, vengono dal mare fino qui. E guarda, se va a vedere giù non trovi neanche uno, tutto un progetto fuori. Se vedi che roba di roba, proprio vanno sotto e tirano fuori via loro. Una curva decisa del suo percorso forma delle bellissime piscine caratterizzate da un'acqua profonda e invitante che talvolta soffre per l'affollamento e gli schiamazzi di turisti poco educati. Gli scorci romantici sono replicati a poche centinaia di metri nei pressi dell'antico mulino di Biarzo, abbandonato negli anni 50. Tra le pareti rocciose che sovrastano l'edificio si scorge la presenza del riparo di Biarzo, una grotta che nella preistoria veniva utilizzata da cacciatori nomadi. Qui a Ponte Aco viviamo sulla sponda sinistra del Natisone. Da noi il Natisone è una fonte di svago ma anche una fonte economica. L'acqua serviva a far funzionare 4 mulini e anche una turbina per l'energia elettrica. Oltretutto faceva funzionare anche una grande segheria. Queste attività sono state spazzate via negli anni con una grande piena. Le piene del Natisone non sono ricorrenti, sono state negli anni soltanto 3. Le acque del Natisone sono in genere poco profonde, ma in condizioni di media portata possono arrivare in taluni casi anche a 4-5 metri. Sulla riva destra, il borgo di Biacis conserva 2 importanti testimonianze storiche, il castello di Arensberg e la bella chiesetta di San Giacomo, che introducono tra prati e castagni la magica spiritualità di San Giovanni d'Antro. La caratteristica chiesa del borgo di San Giovanni è il punto di partenza per raggiungere l'omonima grotta fortificata, sede di anacoreti fin dal V secolo, che si raggiunge per una lunga e ripida scalinata di pietra. Si incunea nella roccia calcarea per diverse centinaia di metri e ospita al suo interno una singolare cappella, risalente al IX secolo, con un importante altare ligneo del Settecento. Il territorio è ricco di fenomeni carsici, si contano 122 tra grotte e pozzi. Tra Pulfero e Stupizza, la valle si restringe in un profondo e pittoresco solco dominato dai monti Vogu, Mia e Mataiur, sulle pendici dei quali sono disseminati numerosi villaggi, in gran parte quasi abbandonati. Il simbolo del Natisone e delle sue valli è il Mataiur, che raggiunge i 1600 metri di quota tra alte praterie e curiose bancate di roccia calcarea. È la cima più elevata della zona, sulla quale la chiesetta del Cristo Redentore si affaccia su un panorama davvero straordinario. Un panorama che nelle terse giornate invernali spinge lo sguardo fino alle coste dell'Istria e allo skyline di Venezia. Le spopolate frazioni di Pulfero sono sprofondate dentro a primitive foreste di latifoglie e testimoniano l'isolamento e i disagi di questo territorio attraversato dal Natisone, responsabile in passato di qualche temibile inondazione. Su questo muro sono state registrate le piene del Natisone, che partono già dal 1840, però del 1958. Questa piena è arrivata fino in casa, quindi è arrivata abbastanza alta e ci sono stati anche forti danni. Poi ci sono state varie piene, ma non dannose, diciamo, è esondato fino a un certo limite, perché hanno anche fatto gli argini e allora il fiume scorre più normalmente. Stupizza è praticamente l'ultimo centro abitato prima del confine con la Slovenia, che oggi si attraversa senza alcuna formalità. La selvaggia natura di questo luogo, frequentato anche dall'orso, non è dissimile da quella ancestrale di tutte le valli del Natisone e consente un incontro speciale con i colori e i profumi della foresta, accarezzati dall'impalpabile e umido respiro del fiume che si stempera poco sopra nella suggestiva valle di Pradolino. Fino al confine con la Slovenia, il fiume sembra uno specchio immobile. La vegetazione di carpino nero, ginepro, corniolo e di tutte le altre essenze del bosco ammantano il Monte Mia fino alla cima, lasciando scoperti i ciclopici pilastri di roccia che guardano la valle. In
Natisone ospita diverse specie di pesci, i temoli, i barbi, la savetta, il cavedano e naturalmente l'autoctona trota marmorata. Le pietre del fiume sono una straordinaria e magica collezione di gioielli e di sculture che non hanno alcun valore. Regalano però piccole emozioni per i colori, le forme e gli impasti delle rocce plasmate dall'acqua nel corso dei millenni. Appena valicato il confine di Stato è la lunga cresta del Monte Stolo a chiudere il panorama sloveno, che resta imprigionato dai ripidi versanti della montagna in una suadente conca prativa in cui l'agricoltura richiama tradizioni e attaccamento alla terra. Il breve percorso sloveno del nostro fiume, che qui assume il nome di Nadija, mostra un carattere meno aspro rispetto ai tratti ruvidi di quello italiano. Nei pressi di Kret, il primo paese dopo il confine, una decisa svolta a sinistra segna la direttrice della valle che si spinge fino alle sorgenti nella Slavia friulana. Nadija za nas Slovence predstavlja zelo pomembno naravno oazo. Per noi sloveni il Natisone rappresenta un'oasi naturalistica molto importante e ricca di richiami popolari, come le singolari proprietà curative delle sue acque che, secondo la tradizione, favorirebbero la cicatrizzazione delle ferite. Celo rane naj bi celila, vsaj tako je zapisano v ljudskem izročilu. Il corso del fiume, scavato tra i sedimenti di ghiaia di una tra le più belle e meglio conservate zone alluvionali prealpine, ha mantenuto intatta la sua dimensione naturalistica. La Slovenia è al terzo posto in Europa, dopo la Finlandia, per ricchezza di foreste. Il 37% del suo territorio è stato infatti dichiarato protetto. Basti pensare che l'orso bruno conta in questo paese ben 600 esemplari, una delle comunità più grandi del continente. Salendo verso le sorgenti e quindi in direzione dell'Italia, si scorge adagiato in una fitta foresta di faggi un romantico angolo del fiume attraversato dal Ponte di Napoleone. Il suo nome è legato alla presenza delle truppe napoleoniche che lo attraversarono alla fine del 1700 diretti in Carinzia. In realtà questo manufatto di pietra, che supera la profonda gola, seppur rimaneggiato, risale all'epoca romana e alle sue antiche vie di comunicazione. Quasi tutti i villaggi di questo territorio, anche i più isolati, sono ancora abitati da molte famiglie. Na reko in pogled nanjo je čudovit. Nelle nostre case i materiali più usati sono quelli che l'ambiente fornisce, come la pietra e il legno. Naravni kamen, ki ga najdemo v domačih krajih. La zona fin dall'antichità è stata abitata da nomadi e pastori ed è stata oggetto nel corso dei secoli del dominio della Serenissima, dell'Austria e di nuovo dell'Italia fino alla Seconda Guerra Mondiale, prima di passare definitivamente alla Jugoslavia. La strada che scende dall'antica e italica Bergogna giunge al ponte Vittorio Emanuele, che costituisce l'attuale valico di frontiera tra la Slovenia e il nostro paese, a 2 passi dall'abitato di Prossenicco. Il silenzio che pervade questo tratto del Natisone è marcato da un traffico automobilistico quasi assente, unico mormorio quello dell'acqua, che condivide la colonna sonora con il fruscio del vento e il canto degli uccelli. Siamo ormai vicini alle sorgenti del nostro fiume. Sono il ritrovo di 2 corsi d'acqua che sgorgano in 2 nazioni diverse. Il Rio Bianco scende dalle pendici meridionali italiane del Monte Maggiore, mentre il Rio Nero sgorga al di là del confine. Si incontrano esattamente in questo punto. Da qui
prende vita il fiume Natisone, che si esaurisce nel torrente Torre, dopo un viaggio di 60 km. In queste acque, i legami di amicizia tra Italia e Slovenia si rinsaldano all'insegna del naturale percorso di un fiume condiviso, che diluisce e mescola le antiche tradizioni dei due popoli.